Allora proseguiamo con l'ultimo intervento. È arrivato con noi il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, qui a Aiello. Lui ha vissuto i primi anni della sua vita qua in paese, e ha vissuto qui i suoi primi anni in paese e lo abbiamo invitato per due motivi. Il primo motivo perché 5 anni fa, insieme all'ingegnere Paolo Alberi di Trieste, che siamo appassionati costruttori di orologi solari, siamo andati a trovarlo, gli abbiamo portato un bozzetto per realizzare una meridiana cosiddetta analemmatica, praticamente una meridiana orizzontale che ha un calendario solare e durante il periodo dell'anno ci si deve posizionare sopra la data e la propria ombra, la figura di una persona che può essere giovane o adulta, quindi basta o alta, legge la propria ombra. Una bella cosa. Sono passati alcuni anni perché la piazza del cuore storico della città, la piazza della Borsa, appunto, ha avuto le sue vicende naturalmente per essere poi realizzata. L'anno scorso è stata realizzata quest'opera e quindi completato, merito quindi anche all'assenso del sindaco Roberto Di Piazza. Questo è il primo motivo per cui abbiamo voluto averlo qui con noi, e il secondo motivo, io spero, perché non ci siamo messi d'accordo, che ci siamo visti poco fa, che rimanga nel pomeriggio con noi qui ad Aiello, avremo qualcosa per lei, non le diciamo niente. Oggi pomeriggio, insomma, diciamo verso dopo che avremo inaugurato le meridiane, abbiamo un riconoscimento, diciamo, che vorremmo, visto anche che in piazza della Borsa l'anno scorso ne avevamo parlato, un riconoscimento del paese di Aiello nei suoi confronti. Bene, allora io le lascerei la parola mentre lei descrive eventualmente la vediamo magari nel suo insieme il progetto del Palazzo della Borsa. Noi faremo vedere delle immagini della piazza ultimata e della meridiana. Grazie, un applauso per il nostro amico. Dei modo naturalmente più giovani, perché quella volta quando io vivevo ad Aiello il tempo veniva scandito dai carri che venivano trainati o dalle mucche dei cavalli. Ovviamente non c'era il telefonino e se volevi correre un po' di più caricavi la bicicletta. Questa si arrivavano in macchina secca e ho passato degli anni straordinari, i primi anni della mia vita, ma poi avanti, perché chi conosce Trieste mi caricavano sulla Corriera in piazza Libertà e l'autista mi portava fino sul Pascut, che poi veniva la nonna a prendermi, e poi caccia e pesca e caccia in una natura straordinaria con dei momenti indimenticabili. Devo ringraziare il Conte Formentini perché vedere tutte queste attrezze mi ricorda che ai ragazzi quando si raccoglieva una barbabietola alla volta, un girasole alla volta, adesso ci sono le macchine che lavorano di notte, insomma era un mondo diverso, straordinario, meraviglioso, e complimenti. E dopo dicevo, il tempo seguiva anche le meridiane. Poi arriva il momento di questa straordinaria meridiana, avete fatto molto bene a farne tante in questo paese, e poi arriviamo a Trieste. Nel 1920, finita la prima guerra mondiale, viene tolta la statua di Massimiliano d'Austria, quello che realizzò il castello di Miramare, perché finita la prima guerra mondiale era così, viene messo nei magazzini e poi esposto appena a fine degli anni 60 a Miramare. Allora io ho ricollocato in piazza Venezia la statua di Massimiliano d'Austria con lo stesso selciato, sapete a Trieste si usano molti blasegni. Fatta a piazza Venezia, ritornava la Fontana del Nettuno in piazza della Borsa, che era stata realizzata da Mazzoleni e infatti sta molto bene dove è. A questo punto viene l'idea con l'amico Alberi della meridiana, perché dentro nel palazzo della Borsa c'è questa tessura e da lì passava il sole, dentro c'era una meridiana, che io non sono tecnico come l'amico Mancanelli, che da quella tessura entrava il sole e c'era. Allora abbiamo fatto il proseguimento esterno
in questa bellissima piazza dove ho recuperato i masegni del magazzino del Molo VI. Questi masegni che vedete sono originali, perché una volta Trieste aveva tutti questi masegni, ed è venuto fuori un lavoro decisamente molto bello. Vedete nell'interno di questi palazzi bianchi, di questa fontana, adesso questi sono i masegni vecchi, dall'altra parte, siccome non ne abbiamo abbastanza, sono quelli segati. In fondo c'è Piazza Unità, questo è il palazzo del Desteo che è stato appena rifatto. In funzione di questo avevamo il problema con la Meridiana, perché per sistemare il cantiere avevo chiuso la via Inaudi, dove per anni, per quasi 3 anni, è stato rifatto completamente, come vedete. Ecco, questo è l'interno, ecco, questo è l'interno che attraverso questa fessura arrivava la luce del sole, vedete, bellissimo, come si vede l'interno del palazzo della Borsa, bellissimo. Ecco, andiamo avanti, questo sempre, ecco, esce a questo punto, e questo l'abbiamo realizzata grazie al dottor Mantanari e all'amico Alberto. Ecco, queste sono la lavorazione bellissima. Poi ci sono sempre le stesse contestazioni, c'era uno che mi contestava l'inglese, con cui perché l'abbiamo fatto veramente figo, invece era perfettamente giusto. Ma tant'è che Trieste, ecco, la bellissima, qui proprio si vede i vecchi masegni, i nuovi masegni, che non è altro che sempre la stessa pietra segata in maniera moderna. Bellissima questa foto. Ecco ancora si vede l'ombra dei nostri pastorali, che sono queste luci come eccola qua, bellissimo. Eccola, questa, ecco, quella propria l'ombra si legge benissimo. E questa piazza che è diventata sicuramente una delle più belle piazze della città. Eccola, qui si vede tutta, e questa era la via Inaudi, che a suo tempo potete calcolare che fino a pochi anni fa qui arrivavano le automobili, dietro sulla piazza Verdi c'era un distributore di benzina. Come vedete adesso ho reso tutto pedonale e mantengo naturalmente il colpo d'occhio, sicuramente con questa rende benissimo il colpo d'occhio di questo palazzo. E adesso in questa via, che fino a poche settimane fa era un cantiere e naturalmente era completamente chiusa, perché era la zona del cantiere del Tergestero. Benissimo, ecco, allora abbiamo realizzato questo ed è una cosa molto simpatica e come vedete crea anche molta attenzione da parte di tantissimi turisti che arrivano nella nostra città. Come dicevo, questa piazza della Borsa è diventata una delle piazze più belle della città, sicuramente del Ticino, d'Italia, ma sicuramente, grazie, comunque sicuramente una piazza molto bella, e che tutto un percorso pedonale che praticamente dalla stazione centrale porterà fino a Piazza Venezia, dove, ripeto, abbiamo inserito la statua di Massimiliano, che era stata acquistata, pensate, era una coletta fatta dai tristi lì per ringraziarlo, che aveva realizzato il castello di Miramare. Poi dovremmo capire un giorno perché, stando a Miramare, è andato a cercarsi la morte in Messico. Io vi ringrazio veramente di passerò una giornata da Ielo che veramente mi si riempie il cuore. Stamattina mi sono veramente emozionato perché andavo qui della signora Ada, forse i più anziani si ricordano, c'era una piccola trattoria qui di fronte alla villa di Zamparini. Pensate, ragazzi, che in quella volta non si chiudeva la casa, il nonno lasciava il fucile appoggiato all'albero, erano decisamente altri tempi. Se mi consentite, volevo anche lasciare un ricordo ai nostri amici, perché veramente siete stati, innanzitutto avete avuto pazienza, perché lì a Trieste sapete che esiste non se poi, e l'altro modo è piano è bene, se non bene almeno piano. Allora vieni vicino a me. Allora, una al mio amico Pantanari, ricordando un ricordo dello stemma del grazie per come hai trasformato questa cosa bellissima in questa città. Ormai tutti, quando parlo di Aiello del Friuli, tutti ricordano le Meridiane, questa è una cosa molto bella. Al mio amico invece altrettanto,
grazie. Grazie anche a te, veramente di cuore per la tua pazienza. Bene, allora siamo, grazie naturalmente della grande gentilezza del sindaco di Trieste e della vicinanza soprattutto al paese di Aiello che, come ha detto, non ha dimenticato molte cose del passato. Allora siamo arrivati alla conclusione di questa conferenza. Io mi auguro che sia stata di vostro interesse e di vostro gradimento. Ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti, in particolare mi complimento con i ragazzi della scuola Marignani di Cervignano che avete visto anche dal bel filmato e la realizzazione che sono riusciti a portare avanti. Mi auguro naturalmente, come l'esperienza loro e come è stata 2 anni fa, anche un'esperienza qui ad Aiello nella scuola elementare con un'altra meridiana realizzata dagli alunni della nostra scuola, che anche nelle altre scuole e soprattutto della nostra regione si porta avanti questo progetto sul tempo, coinvolgendo questi ragazzi, perché ogni giorno o quando la professoressa o l'insegnante lo vuole può portare fuori questi ragazzi e far vedere come cambia la posizione dell'ombra durante l'anno, e da lì naturalmente a fare tutti i giusti approfondimenti per quanto riguarda la mnemonica, ma in particolare il trascorrere del nostro tempo. Allora continuate a essere vicino a noi oggi nella festa. C'era tutti i ragazzi della Proloco che si sono stati ben da fare per diciamo, arricchire questa nostra manifestazione, e state con noi. Oggi pomeriggio, per quanto riguarda la mnemonica, come vi ho detto all'inizio, inaugureremo le 4 nuove meridiane realizzate quest'anno dagli artisti 3 locali e 2 artiste di Spilimbergo, così avrete la possibilità di conoscere questi artisti, di vedere le loro ultime opere del nostro paese da loro realizzate e poi dare il giudizio finale. E dopo il concerto della banda alle 19 faremo la premiazione insieme anche al sindaco Roberto Piazza, al sindaco naturalmente di Trieste, perché qui abbiamo anche il sindaco di Aiello, ma abbiamo anche il nostro assessore Ennio De Corte, l'assessore provinciale all'ambiente, che ci è sempre vicino e ci sostiene con le nostre attività culturali. Grazie a tutti voi, e buona festa.